ed eventualmente scrivere, sono testi un po' più corposi, sulla mail seminari chiocciola. Allora la mail per fare le domande sarebbe seminari chiocciola consiglioveneto.it. Appena ci dà il via libera possiamo partire. Posso? Un attimo. Ok. Beh, intanto buongiorno a tutti. La volta scorsa abbiamo ragionato di astensionismo, adesso si entra nella parte più elettorale. Tuttavia le riflessioni notturne di questi ultimi giorni c'è un problema su cui ho riflettuto e quindi ho deciso di fare una cosa un po' diversa rispetto al programma iniziale. La ragione è molto semplice: la materia elettorale è una materia che fa venire il vomito al 99,9% delle persone adulte, no? E solo a uno 0,1% di masochisti, no, di sadomaso vi ci sia passione. Ecco, questa è allora provare a dire quali sono i problemi senza entrare troppo in tecnicismi esasperati mi ha fatto un po' girare il quadro, per cui ho chiesto la lavagna a fogli mobili, no, questo per provare a spiegare un po' la natura dei problemi più che le soluzioni tecniche. Tutte le soluzioni tecniche invece le trovate, poi qualcuna la scorriamo, le trovate nella slide. Quindi le slide è per chi vuole un approccio sadomaso. Quello che racconterò io oggi invece è la favola di Peter Pan, ecco, no? Quella tutta bella, eccetera, eccetera. Allora, però è una storia che si racconta poco e che invece è importante capire, no? La prima cosa importante da capire è che le istituzioni pubbliche prendono decisioni. Sotto forma di legge, sotto forma di quel che volete, però è una decisione, no? Ora, al contrario di quel che prende un imprenditore in azienda o un padre di famiglia, eccetera, queste decisioni hanno alcune caratteristiche ben precise. Primo, sono collettivizzate. Collettivizzate. Cioè riguardano tutti. Non sono decisioni che riguardano un gruppo, un'azienda, eccetera. Una volta che le prendo, valgono per tutti. Sono presi da pochi per tutti. Ok? La seconda caratteristica è che sono sovrane. Anche le decisioni che prendono il Consiglio regionale, una legge del Consiglio regionale, è una decisione collettivizzata, è sovrana, cioè non ha niente, ovviamente il Consiglio regionale sì, però sotto di sé vale per, decide, come se fosse un re, no? Sovrana, no? E ultima caratteristica delle decisioni politiche, un'altra caratteristica, hanno forza cogente. Ok? Cosa significa forza cogente? Che chi se ne discosta, non le applica, può essere sanzionato. Cioè, ho la forza. Carabinieri, polizia, giudici, eccetera. Se ci pensate, solo le decisioni politiche hanno queste tre caratteristiche. Collettivizzate, sovrane
con forza cogente. Nessun'altra decisione presa in nessun altro ambito ha questa caratteristica qui. Okay? La domanda è: chi le prende? Cioè, o meglio, come faccio ad evitare i rischi e costi? Cioè, il problema che si pone dagli albori dell'umanità. Cioè, chi prende decisioni sovrane, collettivizzate, con forza cogente, chi è che le prende? Come faccio ad evitare guai? Ok? Allora, qui c'è un famoso teorema che adesso... teorema dei piccoli gruppi decidenti. Allora, io ho un problema. Il problema è il seguente. Ogni decisione produce rischi esterni e costi interni. Cosa sono i rischi esterni? I rischi che una decisione sbagliata mi capiti sulla mia testa. Cioè, i rischi che uno prende una decisione, no? I russi hanno qualche problema di rischi esterni, no? Cioè, Putin ha preso la decisione, i cittadini che devono andare a combattere con qualche rischio esterno lo stanno pagando. Cioè, ogni decisione ha questo problema qua, ci sono dei rischi esterni e ci sono dei costi interni. Cosa sono i costi interni? I costi necessari a prendere la decisione. Ok? Allora c'è questo famoso teorema di un signore che si chiama, due signori, Buchanan e Tullock, no? Allora, se io metto in ascissa n il numero dei decisori, ok? N numero. Allora, il numero parte da 1 e arriva a 40 milioni di italiani. Ok? Quindi la decisione può essere presa da uno solo o da 40 milioni. Cos'è che dicono Buchanan e Tullock? No? In ascissa, in ordinata, ho i rischi esterni e i costi interni. Cosa dicono? Più elevato è il numero di decisori, più bassi sono i rischi esterni. Siamo d'accordo? Più ampio il numero di decisori, più è difficile, no, prendere decisioni che vadano contro tutti. È un teorema, quindi così. Se la decisione è presa da uno solo, dal dittatore, i rischi esterni sono altissimi. Vedete? I rischi esterni qui sono quassù. No? Se la decisione viene presa da 40 milioni di persone, i rischi esterni sono bassissimi. È difficile che se io avessi fatto un referendum in Russia, volete a voi andare a morire in Ucraina? La gente avrebbe votato in massa, sì, vogliamo andare a morire in Ucraina. Ecco. No? Quindi è evidente, no? Tuttavia c'è anche questo problema qui, che contemporaneamente crescono i costi interni. Cioè, se decide una persona sola, i costi interni sono bassissimi, ok? Se decidono tante persone, i costi interni salgono enormemente. Ok? Cosa si intende per costi interni? Anche solo radunarli. Mica posso fare il referendum ogni giorno. Anche se io avessi
un'assemblea di 10.000 persone, dove la metto? Cioè decido che un buon numero è 10.000, dove li metto? In uno stadio. Poi gli devo dare tutto il materiale di documentazione, devono studiarselo, poi devono discutere, no? Provate a immaginare, no? Normalmente già un consiglio regionale è un problema, 60 persone, 50 persone, già così è un problema. Un Parlamento è un problema, 300, 400, 500 persone, cioè hanno di costi interni già altissimi. Okay? Allora, se fosse così il problema sarebbe irresolubile. Cosa fanno Buckland e Tullock? Dicono, attenzione, questo è N, questi sono i rischi esterni, questi i costi interni, dicono, attenzione che in realtà non è proprio così, e cioè i rischi esterni, proviamo a immaginare una curva diversa, asintotica agli assi, vedete? Cioè invece di avere questa situazione qui, dove il problema è irresolubile, il problema è irresolubile perché se io qui ho 1 milione, io non metterò mai 1 milione di persone attorno a un tavolo, se è così non si risolve. Ma se per caso la curva fosse così, ecco che immediatamente, poi vedremo, e se per caso i costi interni avessero un andamento così, ecco che basterebbero numeri piccoli, 200, 100, 50, 20 persone, no? Per avere un punto di equilibrio tra rischi esterni e costi interni. Cioè se io ho qualche decina di persone, qualche centinaia di persone, ho già risolto il problema. Questa cosa qui, i primi a scoprirla sono stati i romani. I romani sono i primi che introducono il concetto di rappresentanza, non di democrazia. Però basta già che quel gruppo lì, di 20, 100, 200, rappresenti qualcuno che la decisione tiene conto di tutti i 50-60 milioni, perché io rappresento un pezzo, io ne rappresento un altro e avanti di questo passo. Non è democrazia, è un'altra cosa, poi ci arriviamo alle elezioni. I romani non eleggevano, non avevano un meccanismo elettorale per scegliere i senatori, senatus populusque romano, no? Cioè il Senato decide in quanto popolo, perché rappresenta il popolo. Okay? Chi dice Grecia sbaglia, perché la Grecia, come funzionava in Grecia? E come decidevano? E poi discutevano. Aristofane gli davano anche da mangiare. Allora, l'assemblea greca, intanto era una piccola assemblea, no? Al massimo 1000-2000 si dice, insomma, e le decisioni erano poche e l'idea era l'applausometro. Non conoscevano contare i voti, nessuno votava nella piazza greca. Chi urlava di più vinceva. No. Si scazzottavano, ne succedevano di tutti i colori, ma alla fine si riusciva a capire chi era che aveva la maggioranza sul fatto clamans, chi faceva più casino. Capite che non era un metodo molto
preciso, no? Però ecco, era il metodo che funziona. Vedete, le decisioni, il problema della decisione ce l'ho sempre da quando iniziano le tribù dell'antica. Poi comincia a avere il problema di come si decide. Allora, in Grecia chi rumoreggia di più? Roma scopre l'idea che è meglio avere dei rappresentanti di che? Delle tribù, delle famiglie, delle grandi famiglie, dei grandi parentati. Si sceglievano all'interno, decidevano che andavano, dovevano avere certe caratteristiche, alcune cariche, eccetera, eccetera, eccetera. Non erano scelti tramite votazione. Ok? Come decideva il Senato al suo interno? Che qui votavano. Chi era d'accordo con una scelta si metteva da una parte, chi era d'accordo con l'altra scelta si metteva dall'altro lato e guardavano più o meno dove era la maggioranza. L'ostracismo, ma era la questione giudiziaria, Tant'è vero che i greci inventano invece un'altra cosa che anche noi poi abbiamo introdotto, c'è qualcosa che rimane dell'esperienza greca, il sorteggio. No? Cioè il fatto che i giudici o dove potessero essere a sorteggio. Se voi pensate alle giurie popolari, ecco che c'è il ritorno del sorteggio. No? Avevano questa formula qui, addirittura un sorteggio semestrale o annuale. No? Dov'è che trovate questa idea anche del sorteggio, del giro veloce? A Venezia. A Venezia. No? Venezia. Cioè l'idea è, è sempre per un problema di ridurre i rischi esterni. Se io sto poco al potere, so che poi capiterà a me, quindi meglio che io mi comporti bene, se no appena non sono più il decisore, tocca a me prendere le castagnate, le legnate, eccetera, eccetera. Ok? Chi è che scopre il metodo elettorale? Abbiamo detto, Grecia assolutamente no. Modello romano, molto presente la rappresentanza, ma niente presente l'elezione. Tenete presente che il modello romano lo troverete fino alla Rivoluzione francese. Cioè, tutti i film che vedete su Medioevo, Rinascimento, eccetera, in Inghilterra, in Francia e avanti di questo passo, no? Fanno vedere i famosi primo stato, secondo stato, terzo stato di nobili, mica eleggevano. No? Erano le grandi famiglie che tenevano conto di tutti quelli che avevano sotto, erano rappresentanti, ma senza elezione. Il primo sistema politico che introduce l'elezione in maniera stabile è la Rivoluzione francese, ma prendendo da chi? Ecco, tra il VII-VIII secolo d.C. e il 1200, in quei 300-400 anni, i metodi elettorali, l'elezione, il voto, vengono sperimentati nei monasteri. Cioè la grande invenzione delle elezioni si deve ai monasteri. No? E poi la ritroverete anche nella Chiesa Cattolica, ai vari livelli, eccetera, eccetera. No? Perché i monasteri sono obbligati, perché devono introdurre il voto? Perché provate a immaginare a vivere 30, 40, 50 anni in un monastero, no? Se il priore è un priore sbagliato.
Se un priore è un sadico, voi avete finito di vivere, no? Cioè siete una comunità chiusa, tutti devono fare, eccetera, eccetera. Se il capo, no, prende decisioni sempre e solo, no, a simpatia, di qua, di là, senza nessun controllo, le cose si fanno gravi. Anche qui ci sono un sacco di film sui conventi con priori cattivi, no? O con badesse cattive, cioè, tutte queste cose qui, no? C'è libri, film, Nome della Rosa, ecco, tanto per, okay? Allora, che cosa inventano nei conventi? Lo mettono anche, lo proceduralizzano proprio adesso non mi ricordo più come si chiamano, negli statuti dei conventi, non è esattamente il nome nei capitoli, insomma, nelle regole conventuali. Allora, loro intanto mettono il fatto che c'è il capitolo dei saggi, cioè il priore è affiancato da un gruppo. Da un gruppo che deve coadiuvare il priore. Ok? Questo gruppo, capitolo, vari nomi, eccetera, eccetera, ha alcune caratteristiche. È fatto dal senior pars, dei vecchi, no, senior, dei più vecchi. Perché? Perché hanno più esperienza. No, voi trovate qualcosa di questo genere nell'elezione del Senato e nell'elezione del Presidente della Repubblica. Cioè, bisogna avere un'età più elevata. 45 anni, queste cose qui, eccetera. E non è altro che un vecchio ricordo del senior pars. No? I membri di Corte Costituzionale, i cardinali, scegliete voi. No? La senior pars è anche la senior pars, non è vero, ma questo è, come dire, la parte più sana del convento, essendo la più anziana è anche la parte più sana, ed è anche la parte migliore. Ora, che sia vero o meno, però questo è il velo di ignoranza. No? Il capitolo degli anziani rappresenta il capitolo che affianca il priore, rappresenta i più vecchi, i migliori e i più saggi, senior, saggi. Ok? Se voi vedete in tutte le assemblee più o meno c'è la stessa roba, no? L'ufficio di presidenza. Ecco, cos'è l'ufficio di presidenza? Senior, senior e major pars, dopo non so quanto senior sia, no? Però ha queste caratteristiche, no? Coadiuva il presidente, coadiuva, no? I cardinali in Vaticano, eccetera, eccetera. Ora, quando voi sapete che il priore era come il Papa, e cioè il priore era a vita, quindi si cambia il priore del convento solo quando muore. Ok? La senior e major pars individua un candidato. Ok? Individui si trovano, si mettono a posto, no? Poi vanno, sono tutte regole formalizzate, vanno nel capitolo, nella mensa, non so come, vanno in mensa e qui c'è l'assemblea.
tutti i fraticelli. Ok? L'assemblea può dire solo sì o no. Cioè ha un potere di veto. È chiaro il meccanismo? Se voi ci pensate, è quello che avviene normalmente, questo è il metodo elettorale, nei conclave. No? Ci sono i saggi che si trovano prima, discutono, propongono e vedono se passa o non passa, no? Ok? Se non passa viene ritirato e ne propongono un altro. Una discussione. Fumata, ecco. Vuol dire che non hanno trovato l'accordo. Ma allora cambia, no? Vi ricordate, una volta prima anche Papa Ratzinger, eccetera, lì c'è stato due diverse soluzioni, ipotesi che si sono confrontate per alcuni giorni, finché è stata ritirata l'opzione Francesco, è stata fatta quella Ratzinger, no? Ratzinger ottiene tutto a patto che se si fosse dimesso, se fosse andata male, sarebbe poi andato su Francesco. Ecco, questo è l'accordo che aveva fatto Montini. No? Cioè, i saggi si trovano, discutono e poi propongono. Ok? Qual è la regola decisionale in questo caso? Viene definita in due modi questa regola decisionale. Viene definita unanimità presunta o diritto di veto. Nel senso che alla fine sono tutti d'accordo, no? Cioè, una volta che la stragrande maggioranza ha detto di sì, non si comunica il risultato elettorale, ma si dà fumata bianca o fumata nera. Perché tutto il corpo deve essere d'accordo. Queste erano le regole. In 4-5 secoli si sono prodotte fino all'utilizzo della scheda, addirittura, del voto segreto. No? Tenete presente che questo metodo qui, diritto di veto, unanimità presunta, vale in tutti i consessi internazionali. L'ONU decide così, no? Diritto di veto non si approva. Se siamo tutti d'accordo, unanimità presunta, non serve neanche votare. Consiglio di Stato, Consiglio dei Ministri europeo. Basta che uno metta il veto, si blocca tutto, no? Se non c'è il veto, non occorre votare, non so se... perché è solo il diritto di veto quello che conta, non maggioranza o minoranza. Provate a rifletterci. Questo gruppo qui degli anziani, in epoca contemporanea è il partito politico. Basta che io sostituisca la parola capitolo col nome partito. Formalmente il partito sono i più anziani, i più saggi, i migliori, propongono le liste di candidati e gli elettori approvano o meno. Si avvicina molto, Provate a rifletterci. Non a caso i rivoluzionari francesi prendono proprio queste norme e lo dicono esplicitamente, Robespierre lo dice, prendiamo le norme dei benedettini. Solo che, cioè, non c'è in epoca, nella democrazia, adesso arriveremo alla democrazia, l'unico modo per presentare una lista è che ci sia un partito, insomma, no? Non volete chiamarlo partito, chiamatelo movimento, chiamatelo come volete, ma ci deve essere qualcuno che presenta la lista, che presenta le candidature. E poi gli cittadini elettori possono o approvare o meno. C'è il voto di preferenza o meno, e avanti, però la logica è molto simile. Cioè la lista non la propone mai i cittadini. È sempre proposta. Ok? Allora, abbiamo visto il problema della decisione, no?
il problema della rappresentanza e l'introduzione del voto e alla fine il fatto, questo è l'ultimo passaggio, no? Il voto avviene, tutti i meccanismi elettorali abbiamo detto avviene nei conventi, l'ultimo passaggio è la competizione democratica. Ok? Questa è una scoperta invece recentissima. 800, fine 700, 800. Cioè. Proviamo a ripercorrere l'intero meccanismo con alcune piccole aggiunte. E poi vediamo le conseguenze. Primo, fin dall'inizio della storia dell'umanità ho il problema di chi decide. No, di chi decide, che prende decisioni che valgono per tutte, che sono sovrane, che nessuno ti può mettere il becco sopra e che hanno forza cogente. No? Ovviamente il rischio è sempre di avere un dittatore. No? Abbiamo visto che il problema è i rischi esterni e i costi interni, i rischi di oppressione, i costi decisionali. Devo trovare un punto di equilibrio in tutte le società. Per quanti rischi sono disposto a correre e quanti costi sono disposto a sopportare. Abbiamo visto che la soluzione si può trovare intorno alle decine, centinaia di persone, no? Decine, centinaia di persone. Poi vedremo che a decidere sono sempre i pochi. Tanto perché cioè, vedremo fra un attimo l'ulteriore passaggio. No? Il punto è come scelgo quei signori lì. Abbiamo visto che i greci non sapevano come farlo, che l'unica cosa che sapevano fare è l'applausometro, che i romani avevano capito che invece c'è bisogno della rappresentanza e da allora in poi funziona il meccanismo di rappresentanza. Una volta introdotto dai romani nessuno lo abbandona più, né nei comuni romani, né nei francesi, nei tedeschi. No? Attenzione, che il meccanismo di rappresentanza funziona anche oggi in tutti i paesi che non sono democratici. E se funziona bene, aiuta quel paese. Perché la Cina va bene? Perché è democratica? No, lo sappiamo. No? È tutto il Partito Comunista Cinese, no? Ma all'interno del Partito Comunista Cinese c'è un meccanismo rappresentativo molto, molto strutturato, cioè che rappresenta i territori, i singoli sezioni, i singoli soggetti, e quindi ognuno porta i suoi interessi nel processo decisionale. Ha dei rischi, certo che ha dei rischi, può capitare la rivoluzione culturale, però è un meccanismo, idem la Russia, cioè non è detto, ovviamente più piccolo è il gruppo decidente e meno rappresentativo è, più aumentano i rischi esterni. Putin, gli oligarchi, no? Più aumentano i rischi esterni. I benedettini, i francescani, i salesiani e tutti gli ordini religiosi tra VIII e XII secolo d.C. inventano le regole elettorali, ce ne sono di complicatissime. Ovviamente il priore, essendo scelto dagli anziani, è il più vecchio di tutti, così se si sbaglia muore prima. Chiaro? O gli si dà la pozione magica, no? Il nome è la rosa, no? Cioè, scelgo il più anziano perché diminuisco i rischi. Stesso principio dell'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione del Papa. Mai scegliere un giovane. C'è sempre uno molto avanti.
Eh? Cos'è? Ma difatti ha avuto dei guai. esattamente l'esempio contrario. Guai a scegliere troppo giovani, no? Perché non si sa mai. Ma insomma, sì, 58, però ecco, non giovanissimi, ecco, non 20, 30, 40. Ecco, cioè, tendo a sceglierli sempre, no? Idem, se voi vedete, Giovanni XXIII, ma anche quello qui di Venezia, Luciani, no? Che è morto una settimana, 15 mesi dopo, no? Ma anche questa regola voi la trovate ad esempio in tutti gli organi di garanzia, Corte Costituzionale, anziani, Corte Suprema degli Stati Uniti, anziani, no? Perché so già molto di quel che hanno fatto prima e anche, insomma, c'è sempre la possibilità di un ricambio piuttosto, soprattutto se sono cariche a vita, chiaro? Come nel caso della Corte Suprema degli Stati Uniti, che al contrario della nostra Corte Costituzionale è a vita. Ok? Prossima volta vedremo un altro passaggio divertente su questo ed è, ve lo accenno solo, qualcuno di voi, ed è chi, come, dove e quando si decide. Ok? Allora, la teoria dice, appena io ho un numero troppo elevato, io so già che lì non si decide. Quant'è un numero elevato? Dipende da cosa. Ecco, avanti, vedremo la prossima volta. Però già quando io ho 60 persone, 50 persone in un consiglio regionale, non decide. Ha poteri di veto, ratifica o meno scelte prese altrove. E la regola è la teoria, cioè è necessario che sia così. Ok? Cioè uno studia prima, prepara, eccetera, poi porta all'assemblea, l'assemblea ratifica o meno. Ha il potere di veto. Però non è l'assemblea che discute gli emendamenti, la particolarità, eccetera, eccetera. Vedremo la prossima volta tutti questi aspetti dei cosiddetti piccoli gruppi decidenti. Dei cosiddetti piccoli gruppi decidenti. Vediamo invece adesso alcuni aspetti elettorali. Allora, competizione democratica. Qual è la definizione che viene data, il primo a proporla in termini formali è Schumpeter, ok? Poi tutti l'hanno un po' ripresa e quindi... La competizione democratica, cioè le elezioni, è un sistema che regola il fatto che ci sono delle minoranze, aperta parentesi, chiamatele come volete, elite, partiti, scegliete voi il nome che vi piace di più. Comunque sono sempre minoranze, un partito per definizione è una minoranza. Minoranze in competizione tra loro, minoranze in competizione tra loro per il consenso elettorale, popolare, elettorale, chiamatelo come vi pare. Questa è la definizione canonica di democrazia. Un sistema in cui le decisioni di cui abbiamo detto prima, collettivizzate, eccetera, eccetera, vengono prese, per carità, vengono prese da minoranze che sono legittimate dall'aver partecipato a una competizione per il consenso elettorale. Ok?
Ovviamente un consenso elettorale in cui il voto è Costituzione, libero uguale e segreto. Libero, la cosa fondamentale ovviamente è libero. Sulla segretezza abbiamo detto l'altra volta che insomma ci possono essere anche qualche... Però innanzitutto è libero, questo differenzia nettamente le elezioni cinesi dalle elezioni occidentali. Tutto lì. Cioè, se mi presento in competizione e perdo, non ho nessuna ripercussione. Sono tranquillo e avanti di questo passo. Bene. Abbiamo visto il percorso con cui si arriva. Si pone a questo punto un problema. Invece conoscete bene perché c'è stata una discussione per 30-40 anni anche in Italia. Questa competizione riguarda cioè con le elezioni io scelgo i rappresentanti o i governanti? Dipende. Sì. Ecco. Ecco qua. Dipende, appunto, questa è una delle grandi dei grandi problemi dei sistemi elettorali. Divide i sistemi elettorali in due grandi famiglie, i sistemi elettorali maggioritari e i sistemi elettorali proporzionali. I sistemi elettorali maggioritari tendono a privilegiare l'elezione dei governanti, i sistemi proporzionali tendono a privilegiare l'elezione dei rappresentanti. Tutti e due eleggono le stesse cose, cioè io eleggo sia un Parlamento e poi ci sarà un governo. La domanda è, nelle elezioni cos'è che privilegio? La rappresentanza parlamentare o il governo? Se privilegio la rappresentanza, i governanti saranno scelti dal Parlamento. Ok? Se privilegio i governanti saranno scelti dagli elettori. È chiaro a tutti il meccanismo? Gli esempi li conoscete benissimo. I due esempi canonici sono Stati Uniti e Francia, di elettori che scelgono i governanti. Ok? Cioè, Macron è eletto, no? Direttamente dagli elettori, punto a capo. Attraverso un meccanismo un po' diverso negli Stati Uniti, perché eleggono i delegati, ma è la stessa cosa, gli elettori eleggono i governanti. I sistemi invece parlamentari privilegiano la rappresentanza. Eleggo dei rappresentanti e poi i rappresentanti. Ok? Ovviamente ci sono situazioni miste. Ad esempio, in Italia abbiamo fatto una bella insalata russa. Dov'è che eleggo i governanti direttamente con gli elettori? Comuni e regioni. D'accordo? Dopo gli anni 90, col 95, prima col 92 per i comuni, poi col 95 per le regioni, Zaia o qualsiasi presidente di regione è eletto direttamente dagli elettori, punto e a capo. Non solo, gli garantisco una maggioranza, di qui maggioritario.
gli garantisco una maggioranza. Ok? Il Parlamento fino a qualche tempo fa, adesso è un po' misto, un po' strano, è fatto attraverso un sistema proporzionale con piccolo premio, medio premio, adesso vedremo un po' di più, ma insomma si privilegia la rappresentanza parlamentare. Vediamo la norma che ci interessa di più. Non posso nei sistemi maggioritari dove si privilegia il governo, non posso cambiare il governatore o il sindaco o il presidente di regione. Cioè, lo posso cambiare solo attraverso una nuova elezione. Presidente degli Stati Uniti, Macron, il sindaco di Venezia, il presidente di regione. L'unico modo che ho di cambiarli è una nuova elezione. Anche in caso di impedimento fisico. Morte. Vabbè. Allora, le eccezioni ci sono sempre. Ok? Nel caso invece di sistemi che privilegiano la rappresentanza, io posso sempre cambiare i governanti. Curiosamente, tutti noi pensiamo che l'Inghilterra sia così, invece l'Inghilterra va nel primo gruppo, indipendentemente dal sistema elettorale che adotta. Cioè, in questi ultimi 3 anni, quanti premier inglesi ho cambiato? 3, no? Senza andare a nuove elezioni. Nella scorsa legislatura in Italia quanti presidenti del Consiglio ho cambiato? O composizioni? E avanti così, andate indietro, eccetera, eccetera. Cioè, come vedete, no? Esiste un sistema, vedremo questo. Allora, che cos'è una legge elettorale? È l'insieme delle regole che disciplinano le modalità di voto e la trasformazione dei voti in seggi. Ok? Questa è la legge elettorale. Dietro la legge elettorale però c'è stato tutto quello che vi ho detto prima. Cioè, se non capiamo quello che ci ho detto prima, tutte queste technicality, uno dice, perché? Ok? E per concludere la questione di oggi, solo 3 problemi sulla Costituzione italiana. La Costituzione italiana, che è il problema che abbiamo ogni volta che c'è una riforma di legge elettorale nel nostro paese. La Costituzione italiana del 48 privilegia nettamente la rappresentanza parlamentare sulla governabilità. È una scelta costituzionale, legittima, è una scelta. Nel tempo si è detto no, ma bisogna aumentare, spostarsi da qui a qui, no? Invece che privilegiare una maggiore rappresentatività, privilegiare una maggiore governabilità, d'accordo? Questo però incontra problemi seri sul dettato costituzionale. Tant'è vero che la Corte Costituzionale è intervenuta 4 volte sulle varie leggi post anni 90, ogni volta dicendo, nella sostanza, io ve la riduco, adesso i giuristi molto più preparati di me che ci sono in sala inoridiranno, però insomma la Corte Costituzionale ha detto se volete fare davvero, andare su questa strada dovete prima cambiare la Costituzione. Questa è in sostanza sempre l'osservazione che fa la Corte Costituzionale. Cioè non è detto che non si possa fare, però dovete cambiare prima in alto e poi giù in basso. Ok? Perché? E vediamo perché. Prendiamo la sentenza numero 35 del 2017, che è l'ultima sentenza, quella che ha bocciato come si chiamava? Calderoli, il Porcellum.
quella lì. Il richiamo della Corte è innanzitutto l'articolo 67, che detto così, ad esempio io che l'ho letto più volte ho detto, beh, ma cosa vuol dire? Invece la Corte gli fa, ne deriva tutto da questo benedetto articolo 67 della Costituzione. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Lasciate perdere la seconda parte dell'articolo. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. La Corte ne fa derivare il punto essenziale che il cuore del sistema politico è la rappresentanza parlamentare e che ogni rappresentante, rappresentando la nazione, deve essere più o meno uguale. Mi seguite? Cioè non può essere uno che pesa 3 e uno che pesa 1 per effetto della trasformazione dei voti in seggi, perché ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. No? Formalmente, per alcuni, questo obbligherebbe a sistemi solo proporzionali. Poi vedremo che non è così, ma innanzitutto è da questo articolo 67 che ne deriva a tutte le obiezioni che la Corte Costituzionale fa ai sistemi elettorali maggioritari italiani. Tant'è vero che aggiunge la Corte Costituzionale. Non a caso con l'articolo 94 la fiducia è data dal Parlamento e non dagli elettori. E la funzione legislativa è affinata al Parlamento e non al governo. Ecco, questi sono i 3 articoli che mettono sempre in difficoltà la Corte ogni volta che deve affrontare sistemi elettorali di tipo maggioritario. Tenete presente che siccome nulla di questi 3 articoli, nulla in Costituzione è detto di simile per comuni, province e regioni, nessuno ha mai obiettato sui sistemi maggioritari in comuni, province e regioni. È chiaro? Cioè nessuno ha detto è incostituzionale il sistema elettorale regionale, che pure formalmente è simile a Porcellum. Cioè chi ha più voti prende la maggioranza, no, e il presidente è eletto. Oppure i comuni sotto i 5.000 abitanti, perché sotto i 15.000, perché sopra i 15.000 c'è doppio turno. Quindi c'è... Bene, proviamo a vedere cosa dice la Corte. Il legittimo perseguimento dell'obiettivo della stabilità di governo, quindi la Corte dice, guardate che è giusto tenere presente che bisogna anche governare, di sicuro interesse costituzionale, non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato ed in ipotesi anche esiguo in maggioranza assoluta. Chiaro l'obiezione della Corte? Tenete presente che in teoria, anche a livello regionale, io potrei prendere la maggioranza dei seggi anche col 20% dei voti. Però, siccome la Costituzione non parla di regioni e di comuni, questo argomento riguarda solo le assemblee nazionali. Vediamo la seconda obiezione, che poi è quella fondamentale. Anche in questo caso, pertanto, si conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza, il quale impone di verificare, anche in ambiti quale quello in esame, connotati da ampia discrezionalità legislativa, che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva. Arabo. Adesso vi spiego.
cos'è il principio di proporzionalità e ragionevolezza? Quando io mi sono imbattuto per la prima volta, io che non sono un giurista, no, in questo strumento, perché è proprio uno strumento, è il primo cardine con cui lavora la Corte Costituzionale, principio di proporzionalità e ragionevolezza. La mia prima reazione è un modo di menare il can per l'aia. Cioè, cosa vuol dire ragionevolezza? Cioè, che cosa significa che non posso sacrificare? No? Invece poi mi è toccato studiare ed è invece un principio saggio, importante, che va compreso a fondo. No? Ve la racconto non in modo giuridico perché non sono un giurista e qui concludo la lezione di oggi, poi continuiamo la settimana prossima. Isaiah Berlin è uno dei più importanti filosofi liberali del secolo scorso, bravissimo, leggetelo se vi capita, ha una scrittura stupenda, un modo di scrivere quasi da romanzo, e fu il primo a porre il problema in termini contemporanei almeno, e cioè disse: attenzione, che i valori non sono sommabili. Cioè i valori non sono, come dire, sommabili come un Lego. C'è uno spazio fisico, no? Per cui o faccio di più uno o faccio di meno l'altro, ma non è che posso fare di più tutti e due, no? Facciamo degli esempi. Non è che posso avere il massimo di libertà e il massimo di uguaglianza. Se ho il massimo di libertà ho il minimo di uguaglianza. Se ho il massimo di uguaglianza ho il minimo di libertà. Ok? Mettiamola in altri termini, un altro autore che invece l'ha buttata sulla psicologia individuale. Non è che posso volere mangiare di tutto mezzogiorno e sera ed essere magro. Cioè, delle due, o mangio tanto e sono grasso, o mangio poco e sono magro. Non è che ci siano molte alternative, non è che posso volere tutte e due le cose insieme, mi seguite? Oppure non è che possa essere un atleta perfetto e bere 10 cognac alla sera, perché mi piace delle due, o l'una o l'altra, no? O un po' di più, un po' di meno, cioè devo trovare una mediazione. Ecco, questo conflitto tra principi lo trovate dappertutto. Nelle discussioni di questi giorni sulla procreazione eterologa, ecco, i termini, no? Anche lì si scontrano due principi, no? Tutte le discussioni sono due principi, e avanti così, no? Sul salvare gli immigrati, tutte queste cose così, si scontrano due principi, qui io devo trovare una mediazione. Questo si chiama un dilemma. Tecnicamente, in termini tanto matematici quanto filosofici, eccetera, si chiama dilemma. C'è un'alternativa tra due scelte ugualmente, come dire, potabili, ugualmente giuste, ugualmente, no, degne di attenzione. Ok? Cosa dice la Corte? Come si trova il punto di equilibrio? Attraverso un giudizio, uno scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza. E cioè non posso
Devo trovare una proporzione, non posso sacrificare troppo l'esigenza di governabilità, ma non posso sacrificare troppo neanche l'esigenza di rappresentatività. No? Devo trovare un qualche proporzione che in qualche maniera salvi i due principi, secondo un principio di ragione, cioè la ragione mi deve aiutare. Quindi qual è il punto delicato di questo giudizio, di questo scrutinio proporzionalità e ragionevolezza? Che non ci dice nulla nel merito, cioè di dov'è questo maledetto punto di equilibrio. È al 40, è al 30, è al 20, ci dice solo attenzione, no? Che dobbiamo trovare questo punto di equilibrio. Secondo alcuni, neanche l'attuale legge elettorale garantirebbe questo punto di equilibrio, quella con cui abbiamo votato a settembre, il 25 settembre. No? Quindi, e lo vedremo perché nelle prossime volte, la prossima volta, e qui entreremo nel dettaglio dei sistemi elettorali, e riassumo la questione di oggi. Come vedete, ragionare di elezioni vuol dire ragionare di una questione molto più complicata, e cioè chi decide e come evitare di finire nell'oppressione o nella impasse decisionale. E abbiamo visto come sono le decisioni, che c'è il problema della rappresentanza. Il problema è, ma se c'è la rappresentanza, come ottengo la rappresentanza? Nei secoli è cambiata, prima con le caste, poi con i regnanti, eccetera, eccetera. Adesso attraverso metodi democratici di competizione elettorale. Assicuro la rappresentanza. A questo punto la domanda è: privilegio la rappresentatività o la governabilità? E quale punto di equilibrio in mezzo? Questo lo vedremo la prossima volta. Chiudo su un ultimo punto che forse vi può essere utile, sollevato dal caso francese e dal caso americano, su cui è utile riflettere. È bene o no avere in alto istituzioni terze? Cioè, qual è il rischio di una governabilità assoluta? Che sopra di quello non c'è più niente, che media. Se voi riflettete su questi giorni in Francia, il problema di Macron è che, presa la decisione, non c'è nessuno sopra che media. Allora qualcuno in questi giorni ha detto, beh, insomma, guardate che curiosamente l'Italia, come la Germania, come tanti altri paesi, ha un soggetto terzo, no? Che interviene quando c'è l'impasse del governante. No? Pensate a Trump e all'assalto al Capitol Hill, no? Cioè, sopra non c'era nessuno, no? Per cui nessuno è intervenuto a bloccare i manifestanti. Ecco, una cosa interessante è che paesi come la Germania e l'Italia hanno come istituzione terza la Presidenza della Repubblica. Interessante, no? Che nei momenti in cui non funziona il motore rappresentativo o il motore governativo, entra in funzione un terzo motore di garanzia. No? Noi abbiamo sempre pensato diversamente, invece le esperienze contemporanee aiutano a reinterpretare, no? Le vicende storiche. No? E sotto questo profilo il suggerimento che ne viene è: se si deve andare a un presidenzialismo, che sia un presidenzialismo del Premier, non del Presidente della Repubblica. Non so se... No? Cioè, si può andare, nessun problema, si può andare in quella direzione, meglio eleggere il capo del governo che il Presidente della Repubblica, perché sennò di nuovo non ho più niente sopra. Ecco, come vedete, i sistemi elettorali hanno diretta attinenza con il buon funzionamento delle istituzioni. Domande?
È l'una meno 10, quindi 10 minuti li abbiamo. Chi vuole il microfono? E io torno all'inizio, cioè quando lei diceva che ci vuole un numero di persone ridotto per garantire la rappresentanza. Però questo concetto storicamente è stato sperimentato sulle decine di milioni di persone. Negli Stati Uniti siamo arrivati al centinaio di milioni di persone, adesso abbiamo realtà che rappresentano miliardi di persone. Quindi la riduzione di questo numero può a sua volta rappresentare un numero troppo grande, e su numeri troppo grandi probabilmente la rappresentanza è ingestibile. Yes. C'è qualcun altro? Così poi Qualcuno? da fuori. Prego, risponda. Sì. Allora, il problema lo vedremo la prossima volta di come si risolve. C'è una questione collegata a questo che sta in parte dietro a quello che lei ha detto, e cioè esiste un primo problema, e cioè più allargo il numero di persone su cui cade la decisione, più anche il meccanismo della rappresentanza rischia di essere sovraccaricato, mettiamola così, no? Cioè di richiedere costi interni eccessivi, eccetera, eccetera. È un'obiezione sensata, la rinvio alla settimana prossima. Banalmente, pensate alla svolta ecologica, che riguarda decisioni che devono essere prese più o meno da tutto il mondo, no? Sui motori, sulla benzina, su motori elettrici e cose di questo genere. Cioè, o si trova una soluzione che mette d'accordo America, Europa, Cina, roba del genere, oppure non si va da nessuna parte, no? Quindi il problema esiste. Ecco, questo lo rinvio. Invece accenno a un'altra questione. A volte conviene accettare l'idea accettare l'idea di far votare tutti, quindi di ridurre al minimo i rischi esterni anche a costo di un grande aumento di costi interni. Ok? È il caso dei referendum. Nel caso dei referendum, allora la teoria è la seguente: i referendum si fanno sugli estremi, e cioè o sui massimi sistemi, i grandi principi, no? Dove la rappresentanza non può funzionare, perché la rappresentanza è sempre rappresentanza banalmente di interessi, insomma, no? Allora, sui principi, divorzio, aborto, dite voi quello che volete, insomma, in alcuni stati pena di morte, non pena di morte, eccetera, eccetera, meglio che sia il popolo a decidere, l'universo di tutti gli elettori. No? Attenzione che anche qui ci sono obiezioni, perché su una decisione di principio dove vinco col 51 non è chiaro cosa fa il 49. Però ecco, questo è un tema affidato ai referendum. No? Banalmente, la scelta monarchia-repubblica, come voi sapete, non ha avuto una maggioranza larghissima. 54 mi pare, 54%. Insomma. Quindi, volendo, il 46 poteva dire io mi faccio il regno, ecco, no? Diverso ad esempio il divorzio, dove il 60 e passa, quindi non c'erano. Però ecco, valutate questo. Il secondo caso in cui si utilizzano i referendum è sulle scemenze, sulle cose di piccolo conto.
no? Su cose talmente piccole in cui, vabbè, decidiamo, che è tipico ad esempio di molti referendum svizzeri o americani, cioè, sulle piccole cose, vabbè, decidiamo, tanto che vada in un senso, vada nell'altro, poco importa, no? Se devo piantare tigli o querce e voglio fare un referendum di quartiere, vabbè, facciamo, tanto non cambia la sostanza, o sono tigli o sono querce. Ecco. Tenete presente un po' questa cosa qui. Buongiorno a tutti e arrivederci alla prossima. Ora, la prossima è lunedì alle 11:30, sempre con il professor Feltrin. Grazie.